Un nemico del popolo di Henrik Ibsen, dall'atto quarto, Stockmann. Ed ora, miei cari concittadini, vi dimostrerò, appellandomi unicamente alla scienza naturale, che la voce del popolo vi mena sfacciatamente per il naso quando viene a raccontarvi che voi, che il popolo, la massa, la plebe costituisce il nervo, la spina dorsale del paese. È una balla inventata dai giornali, capite? La massa non è che la materia bruta dalla quale e con la quale si forma il vero popolo, quello attivo, che decide dei propri destini. Protestate, vi ribellate. Ma perché? Perché in fondo? Non vedete che succede lo stesso fra tutte le creature viventi, in ogni settore della vita? Non avete mai pensato alla differenza che c'è, per esempio, fra gli animali allevati con ogni cura e quelli abbandonati a se stessi? Prendete un qualunque pollo o gallina di campagna. Cosa volete che valga la carne di una simile bestiola rattrapita e malnutrita? Ah, ben poco in verità, ben poco. E quali uova potrà dare? Me lo dite? Non molto migliori di quelle che sa fare anche un'onesta cornacchia. E adesso provate invece un po' a prendere un pollo spagnolo o giapponese, un pollo d'allevamento, oppure un superbo fagiano o una tacchina. Vedrete voi stessi la differenza. E pensate ai cani, sì, ai cani, ai nostri stretti e fedeli parenti. Prendete un qualunque bastardo, uno di quei boto disgraziati e arruffati che sanno soltanto correre per le strade e sporcare le case, e confrontatelo con un bel barbone, abituato da generazioni alle case dei signori, a ricevere il suo cibo pregiato e magari alla dolcezza di voci armoniose, di musiche suonate in stanze signorili. Non siete convinti che anche il cervello, l'intelligenza del barbone si siano sviluppati ben diversamente da quelli del povero botolo? Oh, potete credermi, ve l'assicuro. Ed è a questi barboncini, ben curati e bene addomesticati, che i giocolieri e i ciarlatani insegnano tutti quei mirabolanti esercizi e giochi che un povero bastardo di campagna non riuscirebbe mai a imparare, neanche se lo si facesse andare a testa in giù. L'unica moralità, piaccia o no, consiste nell'indipendenza di giudizio, nel libero pensiero. Ecco perché la voce del popolo è irresponsabile quando propina ogni giorno i suoi principi pomposi e bugiardi, quando proclama a gran cassa la moralità e lo spirito democratico della massa, della teppa, della maggioranza solida e compatta. Sì, secondo la voce del popolo soltanto la plebaglia, ignorante, sarebbe aperta di mente e schietta di cuore, mentre i vizi, la corruzione e tutto il sudiciume morale non sarebbero altro che i germi putridi venuti fuori dalla cultura e da chi la possiede, proprio come il marcio vien fuori dalle concerie nella Valle dei Mulini e cola giù fino alle terme. E poi questa stessa voce del popolo ha la faccia tosta di venire a predicare che la massa del popolo deve essere istruita, educata, elevata e portata a diverse e più alte condizioni di vita. Ma per Dio, non vedete che vi prendono in giro con una sfacciataggine che, se quei principi strombazzati dal giornale hanno una qualche consistenza, allora elevare il popolo vorrebbe dire traviarlo, rovinarlo, guastarlo in 448. Ma per fortuna questa storia della cultura che corrompe e inquina è solo una di quelle vecchie menzogne tramandate e sbandierate dalla superstizione popolare. No, non è la cultura, è l'ignoranza, l'abbruttimento, la povertà, la miseria quotidiana, ecco ciò che guasta e corrompe gli uomini. In una casa dove non si spalancano le finestre e non si lava per terra, Caterina, mia moglie, sostiene addirittura che bisogna sciacquare il pavimento con acqua e sapone, ma su questo punto la discussione è ancora aperta. In una simile casa, dicevo, un uomo fa presto a perdere la sua dignità morale,
la sua capacità di pensare, di agire. Senza ossigeno la coscienza deperisce e in troppe case della nostra bella città di ossigeno ce n'è ben poco, visto che la maggioranza tutta insieme, bella compatta, ha così poca coscienza da fondare tranquillamente il futuro della città su un lurido pantano di menzogne e di inganni. Non ha alcuna importanza che una società fondata sull'inganno vada in rovina o no. Anzi, io dico che bisogna distruggerla, abbatterla dalle fondamenta. Sì, ed eliminare come insetti nocivi tutti coloro che in questi inganni vivono e prosperano. Siete voi che avvelenate tutto il paese. Sì, è per colpa vostra che esso alla fine meriterà di essere distrutto. E se si arriverà a quel punto, ebbene, allora io dirò con tutto il cuore, con tutto me stesso, che questo paese vada in rovina, che la sua popolazione sia distrutta e dispersa per sempre.